Treviso non diventi una città soltanto per ricchi, serve promuovere la residenzialità anche con affitti più bassi. L'appello dei commercianti ai candidati in corsa per Casugana a farlo Federico Capraro, riconfermato presidente Ascom. Dalle 16 alle 16:40, 5 incidenti tra mezzi pesanti in A4 tra Roncade Meolo e l'intersezione con la 28. Fortunatamente solo un ferito, ma disagi pesantissimi alla circolazione. Tragedia in A28, il compagno di Sara e papà delle bimbe presenta la querela per le lesioni gravi riportate dalle figlie. Fondamentale per non far cadere l'accusa secondo la riforma Cartabia. Una vergogna, aree pericolose, formazione assente di lavoratori blitz di carabinieri in alcuni cantieri edili della Marca. 3 di questi sospesi per gravi carenze. 22enne aggredito e rapinato da una banda di giovanissimi vicino al centro di Treviso, al vaglio le telecamere, episodio grave, dice il sindaco. Incendio di Spresiano, terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco, la pista principale resta quella del dolo, lancia un appello l'assessore alla sicurezza anche oggi sul posto. Giornata nazionale contro il bullismo, spesso vittime ragazzi con disabilità, anche oggi come quando ero bimbo io, racconta il presidente di un'associazione trevigiana che aiuta i piccoli non udenti. Il congresso provinciale della Lega perde uno dei suoi candidati alla segreteria. Nelle prossime ore il passo indietro di Giuseppe Paolin che attacca troppi personalismi e poche idee. Sono deluso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana tanti fatti, tanta l'attualità. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che ritorna anche questa sera, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino. Questo il sondaggio, i primi 100 giorni del governo Meloni, promosso se sì il numero in verde 0422 1626 691, se no 0422 il numero in rosso 1626 690. La chiamata come sempre gratuita. L'esito questa sera a Ring a partire dalle 21:15 con Ferdinando Avarino in studio. E veniamo all'attualità, veniamo ai fatti, veniamo soprattutto a un appello lanciato ai candidati in corsa per Casugana. A formularlo il numero 1 dell'Ascom di Treviso, Federico Capraro, che dice: Treviso non diventi una città soltanto per ricchi. Se vogliamo una Treviso da vivere, allora bisogna fare le politiche perché nella città di Treviso ci sia la vita, cioè la quotidianità. Se vogliamo una Treviso da visitare, si facciano altre politiche. Noi crediamo che Treviso sia bella perché è bella da vivere, perché coloro che la visitano perché sentono la qualità della vita. Significa affitti che siano a disposizione di coloro che possano vivere in questa città, che non sono certo solo i ricchi che possono vivere in determinate abitazioni. Noi abbiamo bisogno di creare spazi per le famiglie e spazi per gli studenti. Una città alla portata di tutti, con affitti più bassi non solo per le attività commerciali ma anche per le famiglie. Questa dovrà essere la priorità per l'amministrazione comunale che uscirà dalle urne di primavera. Un punto irrinunciabile per Federico Capraro, presidente dell'Ascom di Treviso, fresco di riconferma. La città da vivere, una città anche universitaria, prima di tutto creiamo per loro i servizi e gli spazi. E in questa logica rientra anche il sì alla pedonalizzazione del centro, ma con determinati criteri. È lo stesso Capraro a coniare e introdurre nel dibattito una nuova espressione. La pedonalizzazione sì, nulla di nuovo, magari, come a fisarmonica. Non tutti i giorni della settimana sono uguali. Non tutte le settimane dell'anno sono uguali, non tutti i mesi dell'anno sono uguali. Una città che deve guardare a tutto l'Interland, anche per questo l'appoggio al progetto della Grande Treviso è totale. Vediamo che Milano è sempre più Milano e Belluno è sempre meno Belluno. Cosa vuol dire? Che c'è una forza che attrae lì dove c'è massa. Ecco, la Grande Treviso è un motivo di attrazione non solo per coloro che la vengono a visitare, ma per i capitali che vengono ad investire. Prima i residenti non significa però rinunciare ai turisti, anzi, soprattutto quando mancano 3 anni alle Olimpiadi. Treviso ha le carte da giocare perché è sulla strada delle Olimpiadi Milano-Cortina e ci aspetta un mandato per noi e per la nuova amministrazione ricco di grandi opportunità. Sono oltre 4.200 gli associati solo per il mandamento di Treviso, che comprende anche Mogliano, Asolo, Montebelluna, Conegliano, Valdobbiadene, un territorio, dice Capraro, che può ancora crescere grazie a turismo e pedemontana veneta.
Commercianti che, c'è da dire, sono alle prese già con numerose criticità, la pandemia prima, l'inflazione e poi, e ancora la carenza, l'assenza di manodopera non solo specializzata. Questa è la principale preoccupazione. La stessa Presidente provinciale dice che bisogna ritornare a governare i flussi di immigrati. Volendo cercare capitale umano sarebbe opportuno lavorare su degli strumenti di incoming di queste persone che dall'esterno possono arrivare non con barconi improvvisati, ma una manodopera intercettata attraverso dei canali corretti, con i giusti contratti, con le giuste soluzioni. Chiede alla politica di affrontare il tema con pragmatismo. La numero 1 della Confcommercio provinciale Dania Sartorato: l'assenza di manodopera c'è e si sente, soprattutto nel turismo. Regolare quindi i flussi di stranieri diventa fondamentale e le associazioni di categoria devono avere voce in capitolo. Sono loro che hanno bisogno della manodopera e che quindi del capitale umano, quindi va fatta una riflessione insieme. Ricerche e personale sono in corso in tutta la Marca. Il fenomeno è complesso. Per l'Ascom di Castelfranco occorre ridare dignità a tanti mestieri. Banconiere, cameriere, ma se questi sono formati bene e apprezzano il proprio lavoro e danno testimonianza di una cultura superiore, certamente avranno dei risultati diversi e apprezzeranno il proprio lavoro perché lo sanno esprimere. Carenza di manodopera che, accanto a inflazione e caro affitti, costringe diverse attività a chiudere. 50 solo a Oderzo in 3-4 anni, a pesare un altro fattore. Probabilmente il reddito di cittadinanza ha aiutato affinché questa cosa si succedesse. A noi spiace perché a Oderzo intanto abbiamo oltre 50 negozi chiusi e la faccenda è abbastanza preoccupante. C'è tanta volontà di fare, ma così questa situazione non è bella per nessuno, insomma. Intanto la popolazione invecchia e anche parecchio, tra meno di 30 anni, pensate, gli over 65 nella Marca trevigiana supereranno il 50% della popolazione. Nel 2050 il rapporto tra lavoratori e pensionati sarà di 1:1, significa una società che rischia l'implosione con il conseguente collasso del sistema previdenziale e il pericolo di mettere in seria sofferenza anche il sistema integrativo creato in questi anni. È quanto emerge da uno studio condotto dallo SPI-CGIL che ha presentato un bilancio tutto trevigiano prendendo in analisi nascite, popolazione attiva e anziana attraverso alcuni indicatori chiave dove si parla di glaciazione demografica. Nel 2050 è che gli over 65 saranno una percentuale che è sopra il 50% della popolazione. A questo si aggiunge il crollo delle nascite, per cui in 10 anni abbiamo meno 2000 nuovi nati nella provincia. Perché appunto il ricambio generazionale non garantisce il rapporto 1:1, ma abbiamo in zone in cui ci restituisce la fotografia l'indice di vecchiaia, che è il rapporto 1 giovane, 2 mezzo anziani, come a Vittorio Veneto o a Treviso stesso. Le case di riposo, inoltre, già in sofferenza per le spese delle bollette, non riescono più a far fronte ai bisogni essenziali e i dati lo dicono chiaramente. Il problema che viene alla luce è cosa fare della popolazione anziana autosufficiente invece di relegarli nei gerontocomi. Dobbiamo far sì che l'assistenza domiciliare diventi il punto di eccellenza di questa provincia, perché, e ce lo dicono i dati, le case di riposo sono diventate il reparto geriatrico degli ospedali. Perciò le risorse, e ce ne sono, le spostiamo all'assistenza domiciliare, perché ci sono tante persone che avrebbero bisogno di aiuto, ma ce ne sono tante, un po' meno insomma in percentuale, che vorrebbero continuare a vivere con i loro familiari nella loro casa. La cronaca, c'è un'allerta persona scomparsa che arriva proprio in questi istanti in redazione. Vi mostriamo questa foto. Si tratta di un giovane scomparso, è scomparso dalla propria abitazione. Sono state avviate a cura di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile con il coordinamento della prefettura di Treviso le ricerche di questo giovane 21enne che si è allontanato a piedi da Castelfranco Veneto.
Veneto. Il suo nome è Lorenzo Varago, è alto circa 1,80 m, capelli scuri, indossava una tuta nera, un giubbotto verde scuro militare, una maglia a girocollo grigio e un berretto blu. Chi avesse notizie può contattare il 112, questa l'allerta che arriva proprio in questi minuti anche dai carabinieri. Ed è stato un pomeriggio di caos, di vero e proprio caos, in A4 per 5 incidenti tra mezzi pesanti nell'arco di soli 40 minuti. Sono successi tra le intersezioni di Roncade Meolo e l'intersezione per l'appunto della 28 in direzione Trieste. Fortunatamente c'è stato un solo ferito. Alle 16 il primo incidente fra 3 camion. I vigili del fuoco di Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre un ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118. Contemporaneamente un altro incidente, questa volta tra 2 autoarticolati, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza. Non si registrano feriti. Alle 16:20 altro scontro tra 3 mezzi pesanti con nessuna persona ferita. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà di Piave. Alle 16:30 incidente tra 2 tir, anche in questo caso intervento dei vigili del fuoco e nessuna persona ferita. Alle 16:40 infine incidente con altri 2 camion coinvolti. Sono intervenuti anche qui inevitabilmente i vigili del fuoco. Fortunatamente anche in quest'ultimo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. E ritorniamo alla tragedia della 28. Ieri, come sapete, come vi abbiamo raccontato, si è aperto in tribunale a Trieste il secondo grado di giudizio. Parliamo della morte tragica sulla 28 delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Come sapete, l'imprenditore che le ha travolte, che è accusato di omicidio stradale, rischia uno sconto di pena a causa della riforma Cartabia. Non ne sapevo niente, farò subito querela. Siamo davanti a un controsenso, dice l'ex compagno di Sara Rizzotto, il papà delle 2 bimbe. Sicuramente si farà questa querela, anzi diciamo, io l'ho scoperto ieri, quindi non è stata fatta prima per questo motivo. Il mio avvocato è già al corrente e la sta già preparando. Va dritto al punto Davis Daros, il compagno di Sara Rizzotto, la giovane morta accanto alla cugina Jessica Fragasso il 30 gennaio dell'anno scorso sulla 28. Lo fa dopo aver scoperto che in appello in tribunale a Trieste l'uomo accusato della loro tragica fine, l'imprenditore 62enne Dimitre Traikov, rischia uno sconto di pena a causa della riforma Cartabia, non tanto per l'omicidio stradale e l'omissione di soccorso, quanto per l'accusa di lesioni gravi nei confronti delle figliolette di Sara, che uscirono vive da quell'inferno di lamiere ma con ferite profonde. Ebbene, dall'entrata in vigore della riforma per quest'ultima tipologia di reato serve la querela. Se non ci fosse la pena finale emessa dal primo grado, ovvero 7 anni, potrebbe ridursi in appello di diversi mesi. Assolutamente, già 7 anni, che tra l'altro è ancora a casa, già 7 anni sono pochi. Se dobbiamo ridurla ancora di più la pena non trovo dove sia la giustizia, insomma, dopo comunque 2 omicidi. Pronto a dare battaglia anche il papà di Jessica, Len Fragasso, che vuole inviare una lettera al capo dello Stato, Sergio Mattarella, con cui ha già avuto subito dopo la tragedia 2 colloqui. Non si può a un assassino dargli anche sconto di pena perché non si presenta una querela di una cosa del genere. Non esiste, cioè proprio non ci deve stare né in cielo né in terra, proprio non esiste, ma non solo da parte mia, di tutte io parlo da parte di tutte le persone che sono nella mia stessa situazione. A un anno dalla tragedia quindi serve una querela anche per la ferita aperta di 2 bambine rimaste senza la madre. Adesso ci sono cure psicologiche, le cure fisiche fortunatamente le abbiamo finite da qualche mese. Una vicenda che continueremo a seguire e raccontarvi. È l'unico italiano, veniamo a una vicenda internazionale ma che sta coinvolgendo anche il nostro territorio, il terribile terremoto in Turchia, perché per l'appunto l'unico italiano che al momento risulta disperso in Turchia è Angelo Zen, un imprenditore di Martellago. Il presidente Zaia ha fatto sapere di essere in contatto continuo con la Farnesina. C'è apprensione a Maerne Martellago per Angelo Zen, imprenditore 60enne, unico italiano tra i dispersi del terremoto avvenuto tra Turchia e Siria.
Zen si trovava al Sahara Hotel, completamente distrutto dal sisma, situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. La famiglia ha chiesto il massimo riservo in queste ore. Mi ha sconvolto sinceramente che sapere che un nostro concittadino è stato vittima o almeno adesso per disperso di questa tragedia che è successa in Turchia, mi ha lasciato molto triste e anche preoccupato. E sono anch'io che aspetto altre notizie per capire se il mio concittadino riusciamo a ritrovarlo. Angelo Zen, originario del Varesotto, ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Martellago. Ora vive con la moglie a Maerne. Nel Bassanese invece risiedono i 2 figli. Sarebbe stato proprio uno di loro a dare l'allarme, tentando di contattarlo dopo il terremoto. Zen, imprenditore nel settore dei macchinari orafi, si trovava lì per lavoro. Anche la Regione sta seguendo l'evolversi della vicenda con apprensione. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l'evolversi delle ricerche, ha dichiarato il presidente Zaia, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento, ha concluso, chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse. La speranza deve restare viva, quello è fondamentale e mi auguro che chi sta lavorando su quelle macerie ritrovi Angelo. Vi do una notizia in tempo reale, una notizia positiva. Poco fa l'allerta persona scomparsa è rientrata proprio in questi secondi, in questi minuti, me lo confermano i carabinieri. Il ragazzo di cui vi ho parlato prima, il 21enne, è stato trovato sano e salvo poco fa dai carabinieri ed è stato affidato alla famiglia. Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri. A proposito di carabinieri, in alcuni cantieri edili della Marca, 3 le attività che sono state sospese. 3 attività operanti nel settore dell'edilizia sospese dai militari del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Treviso in collaborazione con le articolazioni territoriali del Comando Provinciale Carabinieri. I controlli svolti nei giorni scorsi finalizzati a verificare la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno interessato in particolare 4 cantieri tra i comuni di Pieve di Soligo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Follina. I controlli a Pieve, Montebelluna e Follina hanno consentito di evidenziare gravi violazioni con conseguente sospensione delle attività imprenditoriali. Nei primi 2 casi il datore di lavoro aveva omesso di predisporre idonee precauzioni rivolte ad eliminare i pericoli di caduta nel vuoto, mentre in un altro cantiere era stato impiegato un lavoratore senza la prevista formazione e l'addestramento in materia di salute e sicurezza. Nell'ultimo anno si sono intensificati i controlli dei carabinieri che complessivamente nel 2022 hanno individuato e contestato circa 220 inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sospensione di una ventina di aziende. 341 i lavoratori controllati, circa il 20% di questi è risultato lavorare in nero. Domenica sera un'aggressione a pochi passi dal centro storico di Treviso. Un giovane è stato accerchiato da 5 ragazzi, da una banda, rapinato e preso a schiaffi. La ferma condanna del sindaco. L'episodio è brutto, da condannare, la questura sta indagando e quindi lasciamo tempo proprio per procedere con le indagini, con la speranza che si riesca a risalire ai responsabili di questo gesto. Accerchiato, rapinato e poi schiaffeggiato. È successo a un 22enne trevigiano domenica sera verso le 20:30, proprio lì a 2 passi dalle mura del centro storico in via Pinelli. Il giovane stava rientrando da lavoro quando all'altezza del sottopasso di via Venier una banda di 5 malviventi a volto coperto lo ha accerchiato senza lasciarli via di fuga. Attimi di terrore per il 22enne che ha immediatamente consegnato alla gang il bottino intimato, cellulare e contanti, ma la morsa non si è arresa. Dopo la rapina anche l'aggressione. Un malvivente infatti avrebbe schiaffeggiato il giovane, riuscito poi a fuggire lungo il sottopasso e rifugiato nel ristorante cinese lungo la rotatoria per chiamare le forze dell'ordine. Al setaccio della squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto i video delle telecamere di sorveglianza della zona, ma intanto i cittadini chiedono più sicurezza e illuminazione lungo il sottopasso, definito pericoloso soprattutto di sera. Un po' di paura c'è, più che altro perché c'è poca luce, almeno da quello che ricordo, e quindi penso sia da monitorare molto bene. È veramente pericolosissimo e dopo qua la sera è buio.
Come mai ha paura? Se c'è buio ho paura, vengo fuori mai la sera mi fanno paura. Io vengo presto al mattino alle 5, quindi ho un po' di paura. Più sicurezza e illuminazione richiesta da parte dei cittadini che il sindaco Mario Conte analizzerà sul campo già questa sera. Sarà mia cura fare un sopralluogo proprio già questa sera in quel quadrante di città, perché i cittadini lamentano magari un po' di scarsa illuminazione, quindi sarà nostra responsabilità e nostro impegno quello di incrementare l'illuminazione e valuteremo insieme al comandante della polizia locale, alla prefettura e al questore anche eventualmente ulteriori installazioni di videocamere di sorveglianza. E potrebbero esserci dei ragazzi, degli sbandati, dei bulli dietro al rogo di domenica sera a Spresiano, dove oggi sono continuate le operazioni di bonifica. Io mi auguro di no, ma però ne stanno capitando un po' di tutti i colori in quest'ultimo periodo. Se sono dei ragazzi, vi prego, non fate cose del genere, non entrate in stabili, in edifici come questo, perché potreste creare problemi ai proprietari e anche a voi stessi. È una delle ipotesi su cui si sta lavorando, ovvero che il rogo all'ex R41 di domenica sera sia frutto di una bravata, che bravata però non sarebbe stata visti i risultati. Gli stessi carabinieri stanno indagando. A 72 ore dall'incendio infatti che ha compromesso la struttura, peraltro già vetusta, uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Treviso sono ancora al lavoro sia per stoccare il materiale andato in fumo sia per scongiurare nuovi focolai. Tanti bancali si troverebbero qui da oltre 3 decenni, stipati migliaia di nastri adesivi transfer utilizzati tra gli anni 70 e 80, quando l'azienda, oggi dismessa, era tra i top player del settore. Negli anni 90, quando ha chiuso, 90 o qualche anno dopo, è rimasto tutto quale si è immobilizzato quell'anno. È rimasto ammassato quantità importante di materiali anche in ottimi stati, però nessuno si è più curato della situazione. L'odore nell'area particolarmente estesa e a ridosso della Pontebana è ancora acre, ma l'amministrazione comunale, in continuo contatto con ARPAV, si sente di rassicurare. E alla popolazione di star tranquilla, sembra che la situazione stia ritornando nella normalità, non è mai andata oltre certi limiti, ci auguriamo che quindi cessi. Questi 3 giorni sono stati impegnativi, importanti, però basta adesso, basta. Oggi tra l'altro è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che vedono spesso vittime ragazzi con disabilità, come accaduto a Marco Turato, deriso e picchiato dagli amici quando era piccolo. Sono passati 50 anni ma le cose non sono cambiate, dice. Marco Turato è presidente dell'associazione Alto Volume che si occupa di aiutare i bambini sordi in stato di difficoltà familiare, un impegno che va oltre il sostegno economico ma che punta ad eliminare le barriere che ancora oggi vi sono intorno a questa disabilità. La principale è quella dell'inclusione, con i bambini non udenti spesso emarginati o peggio vittime di bullismo, come quello subito dallo stesso Marco quando era piccolo da parte di alcuni coetanei del quartiere in cui viveva a causa della sua sordità. Come tutti i bambini non udenti, racconta, avevo difficoltà a percepire e comprendere i suoni, a comunicare, e questo ha innescato altri problemi. Spaziavano dall'incomprensione con i miei coetanei al maltrattamento. Io ho avuto esperienza di bullismo dove appunto, proprio perché sapevano di questa mia condizione, appunto ho ricevuto percosse e in queste percosse però è successo per esempio che mi avevano rotto l'apparecchio e quindi da questo l'umiliazione. A questi episodi, continua Marco, si aggiungeva la difficoltà della mia famiglia a gestire la mia disabilità. In queste situazioni di bullismo fuori casa, poi in casa non avevo il conforto, conforto che ci aspetterebbe da un genitore, no? Ma addirittura ulteriore rimprovero. Nonostante la tecnologia abbia fatto importanti progressi sul fronte degli apparecchi acustici, rimane ancora molto da fare dal
punto di vista culturale. Perché, continua Marco, l'anno scorso girando un video di sensibilizzazione in una scuola di Treviso abbiamo conosciuto un bambino sordo e mi sono ritrovato in lui. Era messo un po' all'angolo, con lo sguardo impaurito, con lo sguardo nel vuoto, perso, un po' in disparte, che non interagiva con nessuno, con grosse difficoltà a comunicare, sudava addirittura dalla tensione, e tutte cose che io un po' personalmente ho sperimentato all'epoca, e quindi dico, caspita, ancora una volta a rischio di essere ripetitivo, 50 anni è come se non fossero mai passati. E ancora oggi, aggiunge il presidente di Alto Volume, per molte famiglie la sordità viene considerata una disabilità speciale che spesso viene nascosta. Non c'è solo il bullismo fuori, ma c'è una forma di disagio che alcuni genitori generano nei confronti dei bambini sordi, perché si trovano di fronte a una situazione che credono insormontabile. Torniamo alla cronaca, 4 furti in 3 giorni, fermato uno dei componenti di una banda di ladri che lo scorso ottobre depredò abitazioni e attività commerciali tra Padova e Treviso. Un uomo di 26 anni, romeno, è indagato e sottoposto a fermo di polizia perché è sospettato di far parte di una banda che nello scorso autunno ha commesso 4 furti in 3 notti in abitazioni e aziende dell'Alta Padovana e del Trevigiano. 2 colpi il 19 ottobre, il primo in un'abitazione di Fontaniva, dove sparì una Fiat Punto, quindi in una concessionaria auto di Cittadella, dove vennero rubati altri 2 mezzi. I 3 veicoli vennero poi usati la notte dopo per eseguire un furto in una farmacia di Villa del Conte e quella successiva per rubare delle saldatrici professionali, valore oltre 35.000 euro, da una ditta di Casale sul Sile nel Trevigiano. Le indagini dei carabinieri di Piove di Sacco, coordinati dalla Procura di Padova, sono arrivate al 26enne studiando i passaggi dei lettori targhe nella zona del Piovese, dove l'uomo rientrava sempre alle prime luci dell'alba. Le indagini continuano. La politica con il congresso provinciale della Lega che perde uno dei suoi candidati alla segreteria. Nelle prossime ore ci sarà il passo indietro di Giuseppe Paolin che attacca troppi personalismi e poche idee, sono deluso. Secondo me c'è uno scontro di idee contro lo scontro dei Careghe, a dirla veneta, insomma. L'ufficialità si avrà soltanto nelle prossime ore, ma Giuseppe Paolin non lo nasconde più. Domenica al congresso provinciale della Lega il suo nome non ci sarà tra quelli da scegliere come segretario. Un passo indietro nella ormai corsa a 3 tra Riccardo Barbisan, Dimitri Coin e Luciano Dussin. E non c'entrano le firme, tutte raccolte, assicura l'ex deputato. Paolin lascia per l'atmosfera che ha respirato in queste settimane e che non gli è piaciuta affatto. La mia è stata una corsa impostata all'incontro dei militanti e all'incontro delle sezioni. Per quel che riguarda i miei competitor, è stata improntata sulle pizze, su altre cose, su corse di carattere personale. Ecco, la perplessità è questa. Mi aspettavo di trovarmi un congresso dove parlavamo di idee, parlavamo di futuro, e invece qui c'è uno scontro che è più che altro sulle ambizioni personali, sulle corse personali di uno piuttosto che un altro. Una battaglia che, accusa Paolin, è diventata animosa, ma non sulle proposte o i progetti. Se c'era tutta questa corsa alle elezioni politiche, probabilmente il risultato della Lega sarebbe stato ben diverso. Quello che preoccupa è come si muovono i candidati, come si propongono. Io non ho visto idee, ne ho sentite di confuse, qualcuno parla di Padania, qualcuno parla di altre cose, però non ho sentito in concreto idee per risollevare la Lega in provincia di Treviso. Non ho sponsor, padrini né padri nobili, ha sempre ripetuto il candidato outsider. Questo mi preoccupa, perché secondo me un segretario non dovrebbe averne padrini, perché se ha un padrino risponde a quel padrino, al padre nobile, piuttosto che al presidente di questo o al presidente dell'altro. Secondo me un segretario deve avere le mani libere. Passo indietro dunque, ma allora che congresso sarà, secondo Paolin? Sono deluso per come si sono svolte, ho paura che assisteremo a un congresso dove alle 9:15 si apriranno le votazioni, la gente voterà e non ascolterà gli interventi. Voteranno perché i capi bastone
i padrini, i padri nobili avranno dato le indicazioni, i militanti arriveranno, voteranno andando via. Ecco, questo è il dispiacere, questo è quello che oggi ho la sensazione che accada. Pochi istanti di pubblicità e poi andremo a Villorba. A fra poco. Di nuovo in diretta per andare, come dicevamo, a Villorba e parlarvi di un progetto sperimentale di inclusione. Una segnaletica inclusiva e una nuova pista ciclopedonale, un piano sperimentale, quello del comune di Villorba in collaborazione con l'AREP, che vede il progetto alle sue battute finali, pronto a mettere in campo per una parte fragile della comunità più sicurezza e autonomia. Siamo alle battute finali con il progetto vero e proprio, laddove andremo a mettere in sicurezza queste persone con disabilità non grave che hanno ancora l'autonomia. Quindi cosa vuol dire? Che partiranno dal centro riabilitativo e arriveranno attraverso delle segnaletiche particolari, quindi una manina gialla che vuol dire segui questa linea che ti porterà al panificio, una manina verde che ti porterà in farmacia, in completa autonomia. Una segnaletica inclusiva che verrà posizionata anche all'esterno delle attività produttive e dei negozi di vicinato. Una mappatura che aiuterà gli utenti a direzionarsi dall'AREP, dal centro riabilitativo, fino al cuore del comune. Questo lo stiamo estendendo anche in collaborazione con la MOM per dare la possibilità appunto a queste persone di prendere l'autobus con questa manina e arrivare appunto al centro dell'attività produttiva o del negozio di vicinato, quindi al panificio, che è la farmacia o la ferramenta. L'obiettivo è di rendere la vita semplice e dare più autonomia a queste persone che riescano ad arrivare in autonomia ai negozi, ma soprattutto attraversando questa pista pedonale arriveranno anche a un parco giochi dove troveranno dei giochi inclusivi. Andiamo adesso a Belluno. In apertura la svolta nel caso della gara del gas che tanto ha fatto discutere, assolti perché il fatto non sussiste l'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin, l'amministratore unico di BIM Infrastrutture Bruno Zanolle, Giovanni Piccoli, direttore tecnico dello stesso ente. La sentenza questa mattina: fare l'interesse dei cittadini non è reato, l'unico commento dei 3 imputati per il reato di turbativa d'asta, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Paolo Perenzin, ex sindaco di Feltre, Bruno Zanolla, amministratore unico di BIM Infrastrutture, e Giovanni Piccoli, direttore tecnico dello stesso ente, sono stati assolti con formula piena stamattina dall'accusa di turbativa d'asta nell'inchiesta aperta dalla Procura di Belluno, che li accusava di avere truccato la procedura dell'affidamento della gara del gas e per tutti e 3 aveva chiesto una condanna a 8 mesi di reclusione. La sentenza è stata letta questa mattina dalla giudice del Tribunale di Belluno Elisabetta Scolozzi, secondo cui Perenzin non ha esercitato pressioni sulla funzionaria del Comune di Belluno, Maura Florida, responsabile unica del procedimento, minacciandola di conseguenze per la sua carriera. Zanolla e Piccoli non hanno cercato appoggi istituzionali per fare annullare la gara per l'affidamento della rete di distribuzione del gas in provincia, esclusi i comuni di Quero Vas, Alano e Livinallongo. Una vicenda iniziata 2 anni fa al termine delle indagini preliminari disposte dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca, svolte dalle fiamme gialle del comando di via Mezzaterra. Perenzin, Zanolla e Piccoli hanno sempre dichiarato la loro totale estraneità alle condotte oggetto di contestazione. Fare l'interesse dei cittadini non è reato, disse proprio Giovanni Piccoli, che oggi conferma di avere fatto il proprio dovere. Fu Piccoli a scoprire nel 2018 che nel bando di gara era stato utilizzato il prezzario della Regione Veneto in luogo di quello della Camera di Commercio di Trento, che attribuiva alle reti del gas oggetto del bando di gara un valore sottostimato di 15 milioni di euro. Nel 2019 i sindaci chiedono di sospendere la gara, ma è già novembre e il 4 dicembre la stazione appaltante apre le buste. La rete di distribuzione va a Italgas. Il resto è storia nota. Ora si attendono la lettura delle motivazioni e le eventuali contromosse della Procura. Per i 3 amministratori la fine di un incubo.
La firma di oggi è una notizia importante perché tutelerà i lavoratori nella fase di sviluppo del progetto industriale del gruppo Luves Est previsto per il sito di Borgo Valbelluna e agevolerà il lavoro della task force regionale finalizzata al ricollocamento dei lavoratori in esubero strutturale. Così l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan annuncia la firma oggi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria per i 145 lavoratori dello stabilimento Wambao ACC di Borgo Valbelluna. Ringrazio, aggiunge Donazzani, il Ministero del Lavoro e quello delle imprese del Made in Italy per aver ascoltato e supportato le esigenze dei lavoratori e delle aziende coinvolte espresse in questi mesi dalla parte sindacale, dal commissario straordinario e dalla Regione stessa. Queste le parole dunque di Donazzan. Assicurare i livelli di sicurezza più elevati per garantire la qualità di un prodotto d'eccellenza, più che un'affermazione di principio, un imperativo per il comparto della ricezione turistica segnata dall'affaire Miramonti di Cortina. Proprio a Cortina stamattina c'è stato un incontro promosso dal prefetto di Belluno con il sindaco Lorenzi, il comandante provinciale di Vigili del Fuoco e il presidente di Federalberghi. Condividere percorsi di crescita, ricercare le sinergie più efficaci tra istituzioni e privati nel rispetto del principio costituzionale della leale collaborazione. Un impegno più che una sfida assunto in queste settimane frenetiche segnate dall'affaire Miramonti, che ha fatto risuonare un campanello d'allarme sulla sicurezza delle strutture alberghiere bellunesi e di Cortina in particolare, ma che al contempo ha fatto serrare i ranghi in vista dei futuri eventi internazionali. Voglio rimarcare la fermezza dello Stato nel dire che la sicurezza non è un qualcosa che si aggiunge all'offerta turistica, fa parte del pacchetto. Il messaggio arrivato oggi dalla riunione che si è tenuta al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cortina è chiaro. È importante che anche dal punto di vista della sicurezza sia visto come un upgrade del servizio, cioè un qualcosa in più per cui il cliente, al di là che deve essere obbligatorio, si senta sicuro nel momento in cui entrano in un albergo di essere a posto e di non solo usufruire dei servizi ma anche essere tranquillo dal punto di vista della sicurezza. La garanzia dell'offerta turistica di un prodotto d'eccellenza sarà il tema focale in vista del 2026. Cortina si sta aprendo al mondo internazionale, finalmente abbiamo il turismo internazionale che sta tornando a Cortina, la sicurezza la dobbiamo garantire, è un passo importantissimo. In concreto in campo ci saranno i Vigili del Fuoco con i controlli prevenzione incendi che proseguiranno anche su segnalazione. Non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo, pronto a mettere a disposizione i suoi migliori tecnici anche per implementare la formazione degli addetti alla sicurezza antincendi degli alberghi. Quanto alla situazione del Miramonti, dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura, la proprietà ha 45 giorni di tempo per adeguare la struttura alle prescrizioni previste. Il 46esimo giorno andrò a gustarmi un caffè e inviterò la proprietà. Un albergo deve crescere e noi vogliamo farlo crescere, deve implementare la sua attività in sicurezza. Troppi incidenti stradali sulle arterie del Bellunese, la maggior parte causati da velocità non adeguata. Il punto della situazione è stato fatto dall'Osservatorio per la sicurezza stradale che si è riunito in prefettura. 652 incidenti stradali, di questi 12 con esiti mortali con 13 vittime, 365 con lesioni per un totale di 459 feriti. La violazione più ricorrente è la velocità non adeguata. Neanche fossimo un paese in guerra, afferma con un forte senso di disagio il prefetto di Belluno, analizzando i dati emersi dalla riunione dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale che si è riunito lunedì a Palazzo dei Rettori. Troppi i comportamenti incauti. Detto della velocità non adeguata, la casistica riporta la mancata precedenza, il non rispetto della distanza di sicurezza, la circolazione contromano e la guida in stato di ebbrezza, che nel 2022 è stata la causa di 49 incidenti. Il report diffuso oggi dai Carabinieri di Belluno sui controlli eseguiti nell'ultimo weekend parla di 6 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e del sequestro di 3 auto. Non è più possibile andare avanti così, il monito dal tavolo dell'Osservatorio. Lo scorso anno abbiamo svolto circa 1000 interventi a seguito di incidente stradale. Considerate che quando interveniamo per incidenti stradali in genere si tratta di interventi tecnici
volti alla districazione delle persone, alla districazione delle lamiere, quindi sono eventi particolarmente gravi. Il 24% dei numeri dell'attività provinciale dei Vigili del Fuoco riguarda proprio gli incidenti stradali e il tema della prevenzione sta diventando centrale al tavolo dell'osservatorio allargato ai comuni di Belluno, ai Feltre, all'Uls 1, alla motorizzazione civile e appunto ai Vigili del Fuoco. Si fa tanto ma non è sufficiente. I controlli aumenteranno anche con l'utilizzo di autovelox, dice il prefetto Savastano, che parla di sfida culturale per immaginare un'inversione di tendenza. Allo studio un pacchetto di interventi rivolti anche ai più piccoli. Vogliamo portare avanti questa iniziativa, invitare tutte le scolaresche delle scuole elementari e medie della provincia per parlare di temi della sicurezza con delle manovre, con delle esercitazioni e parte di questa attività la dedicheremo proprio al rischio degli incidenti stradali. A Varino. E io non ho particolari aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, e quindi tutto. Ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio grazie all'alta pressione. Farà ancora piuttosto freddo a causa dei venti artici che soffieranno sull'Italia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 8 febbraio ci mostra un ampio soleggiamento. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà stabile con cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature stazionarie, le minime saranno ancora sotto zero, le massime invece si attesteranno tra i 3 e i 6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sereno ovunque o al massimo velato. Sulla costa e sulle zone orientali della regione soffierà bora moderata. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente soleggiato e il cielo sarà generalmente limpido. Temperature minime intorno ai -6, -5 gradi, massime invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.